Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera. Nuova Salve. puntata con il nostro ospite questa sera, Fabrizio Russo. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuto Fabrizio. Grazie. Era da un pochino che non stavamo insieme e da questa sera siamo ritornati. Diamo la buona serata anche al maestro Tuccio Calogero. Come sempre con noi, maestro Tuccio, anche con lei non ci vedevamo da un pochino, contenti di rivederla. Allora, siamo puntualissimi, le 21:02 e siamo pronti per passare i prossimi 60 minuti in compagnia di Fabrizio. Sì. Era da un po' che non ci vedevamo, abbiamo fatto delle puntate insieme, avevamo detto che appunto sono state molto apprezzate. Ho portato la canzone nuova. Ecco, adesso sveleremo un po' tutto quello che succede perché con Fabrizio ci sono delle belle novità. Vuoi sapere il titolo? Subito, vieni qua, sediamoci. Bésame otra vez. ¿Es lo spagnolo? Pochito. Bésame Otra vez. mo chi se la capisce? Baciami ancora. Bésame, ok, lo traversa ancora, baciami ancora. Fantastica questa cosa, come stai innanzitutto? Tutto bene. Bene, sono contenta. Quindi canzone nuova che questa sera andremo a presentare. Sì. Quando è uscita? Ancora non è uscita, l'ho fatto per te. Quindi questa sera in anteprima ci sarà il nuovo brano del nostro Fabrizio. Senti, salutiamo anche il tuo manager che Alessio Ventaloro, che è sempre qua presente. Ti mando un sempre bacio con noi, Alessio. per tutta la famiglia e specialmente al suo secondo papà che è venuto a mancare pochi giorni fa. Mando un bacio da qua giù a lassù, come sempre. Io quando succedono queste cose, l'unica cosa che posso dire in questi casi è semplicemente che il cielo ha un altro angelo che brilla e che veglierà su di lui e su sua moglie, anche perché per me esistono, lo dico e lo ripeterò sempre, esiste sempre tutto e quindi esiste tutto. Avranno qualcuno che li aiuterà nel cammino della vita, ecco, diciamo così. Sì. Allora, ragazzi, noi siamo anche in diretta Facebook, quindi vi ricordiamo a tutti, qualora vogliate, di poter andare a salutare direttamente in diretta, che poi dopo, come sempre, la mettiamo alle nostre spalle e faremo qualche saluto. Tu vuoi le telefonate dopo? Se abbiamo tempo, qualche telefonatina? Qualche telefonatina dopo la prenderemo e soprattutto canteremo. Allora, sì. Hai dei saluti da fare, che ti vedevo col telefonino, perché di solito quando si prende il cellulare significa sempre saluti pronti ad arrivare. Sì, volevo fare una bella cosa. Cosa volevi fare? Besame nada otra vez. Besame otra vez, baby. No, questo è in inglese. Che cosa volevi fare? Abbiamo la diretta sulla diretta. Adesso andremo in diretta su TikTok. Andiamo in diretta su TikTok. Quindi salutiamo. Che la farà il mio manager per un'ora. Alessio, hai un'ora col cellulare per fare la diretta su TikTok. Salutiamo anche tutti i TikTok di Mary Milani. Salutiamo tutti. Tutti i TikTok. Sì. Fabrizio Russo, 60 minuti insieme, una voce bellissima che quando arrivo io sono sempre molto contenta perché lui si fa vedere poco. Diciamo la verità, poco, sì. Si fa vedere poco, però quando arriva è sempre buona musica. E sono curiosa di di siamo un po' stanchi però, E vabbè, chi non lo è? Il lunedì poi è più stancante del venerdì, non so perché, è sempre così. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Allora, Besame otra vez. Quella la facciamo dopo. La presenteremo dopo, perché adesso invece iniziamo a cantare con il maestro Tuccio. Sì. Senti, vuoi dare me lo porto io per fare la diretta? Ecco, l'avevo capito che era questo lo scopo. Te ve lo faccio vedere. No, ancora non siamo in diretta. No, la deve. Ok, allora, gliela facciamo adesso. L'attacchiamo adesso, guarda. Ma dobbiamo riboltare. Ciao. Aspettate che noi facciamo la cosa figa. Allora, siamo in diretta. Girare. Dobbiamo girare la telecamera. Se ci riusciamo, perché se tu gliela. Non è da qua. No, aspetta, riuniamo. Ma aspettate. Carica. Ecco. Sì. Ci fungo pure siciliano di più corretto. Ecco. Ti immagini la doveva fare Alessio sta cosa. Comunque, noi iniziamo a cantare, questa è tutta la regia. Iniziamo a cantare con Francesco, con Fabrizio. Cosa hai scelto? Stavo pensando a Francesco in regia. Ragazzina innamorata. Oggi si parte con questo bellissimo brano. Fabrizio Russo. Grazie. E ci telefonammo tutte le sere, tu ragazzina ma senza pensiero, invece su
sono sposato e non nascondo che mi piacesse stare insieme con te. Non so che succede, c'è che ti fa. Sto vicino a te, ma pensa casa. Compagno io nel buio e poi ritorno. E si trova confusa la mia mente. E ti telefono ogni giorno, ti penso sempre ogni momento, chiudo fisso nella mente. E se ti penso che io non dormo, mi vedi amore che si mana, e ti volessi che con me. Non so quali scuse che già inventare, quando è voto c'era che devi dare. Tu ragazzina innamorata, se ti aspetti io sono sposato, ti regalassi questa vita, ma a te. Amo mia moglie e poi c'è stata mia figlia, Laura e Maurizio Polacco nei vacanziere. Questi fin d'anno punto non è l'amore, a non ti fa campare in oscurità. E ti telefono ogni giorno, ti penso sempre ogni momento, chiudo fisso nella mente. E se ti penso che io non dormo, ma vedi amore che si mana, e ti volessi che con me. Non so quali scuse già inventare, quando è poco c'era che devi dare. Un ragazzino innamorata, cosa ti aspetti, io sono sposato, ti regalassi questa vita, ma a te. Tu ragazzina innamorata, ma cosa ti aspetti? Sono uomo sposato. Grazie. Abbiamo iniziato. Allora, sono emozionato per come quando sono venuto la prima volta. Non ho capito il perché, ma è così. Perché è sempre bello il pensiero di cantare, te lo dico io, Fabrizio. Sì. Il pensiero di cantare è sempre un qualcosa che trasmette emozioni, ed è bello che tu provi questo, perché se non lo provassi non sarebbe. Va bene, ma ci sta, Fabri, anche perché ti stavo dicendo, hai scelto di aprire con una canzone che canti benissimo, te l'ho detto, mi pare che l'abbiamo cantata la seconda volta che siamo stati insieme, questa. Sì. E come sempre fai venire, guarda, la pelle d'oca. Lo vedi che si sta abbassando perché ci sono tutti i pizzolini, perché hai veramente una bella voce, ed è proprio quell'emozione che tu hai. Sì. Che ci permette di far venire la pelle d'oca, perché altrimenti non succedeva se non mancava l'emozione. Mi fa piacere. Allora, detto questo, visto che l'ultima volta che eravamo stati insieme mi ha detto che stava preparando questo nuovo brano, questa sera ci sarà in anteprima, presentato per tutti i belli di Bella che ci stanno ascoltando e ci stanno guardando. Salutiamo chi ci ascolta in radio. Salutiamo tutti quanti. Salutiamo tutti. Chi ci guarda in TV. Saluto Filippo il gemello. Sì. E Sebi gemello. Sì. Sono fratelli. Sono gemelli? Se Mando Filippo, un bacio e un abbraccio grande, grande. Li salutiamo, sono gemelli, Ora dedichiamo una canzone pure a loro. Adesso io dopo ti faccio fare 2 brani uno dopo l'altro. Mi sto trattenendo qualche minutino in più per questo, perché mi vuoi, non lo so. Allora, anche scherzo. 60 minuti, tu lo sai che volano veloci ogni volta. Quindi voliamo?
Voliamo con le ali che hai. Bello questo tatuaggio, è nuovo, non ti avevo fatto caso? No. È nuovo, Sono 5 anni che ce l'ho. Ah, molto bello, non l'avevo notato. Forse ora perché siamo in estate, siamo più scollati e quindi Sì, si vede fuori. sicuro. No, dietro alle ali, a 2 ali, per questo lui ha detto vogliamo, gli ho detto sì, con le ali che hai. vogliamo. Mo lo dobbiamo far vedere. Mo ti devi girare, vogliamo far vedere il tatuaggio di Fabrizio. Aspetta, che Si vede? adesso aspetta, che adesso dalla regia lo facciamo. 5, Fabrizio Russo, tatuaggio di Fabrizio, eccolo qua. Si vede benissimo. Davvero molto belle queste ali. Grazie. Ma come finiamo? Mi posso mucchiare? Sì, adesso sì. Quindi stavamo dicendo, detto questo, adesso faremo 2 brani e il nuovo brano dopo mi racconterai com'è nato e quando uscirà. Non adesso. Va bene. Mi dirai quando farai il video e tutto il resto. Va bene. Non annunciamo niente di cosa No. presenterai adesso? No. Quali sono i brani che hai scelto col maestro Tuccio? Li vuoi detti? No, ne facciamo 2 a sorpresa. Vediamo Fabrizio 2, cosa ci maestro. regala questa Ce l'abbiamo sera. 2. Uno dopo l'altro. Adesso loro nel frattempo scelgono, nel frattempo voi andate nella paginetta Facebook sotto la diretta, scommentate che dopo vi salutiamo. Avete scelto? Sì. Vi mollo, vi lascio Fabrizio Russo. Bella la musica. Innamorarsi, rimoto come brutto si succede. Innamorarsi, ti scordi che volevo te bene ieri. Innamorarsi, pure se ti a nascondere valore, si rifà sto cuore, aveva bisogno fare senza vedere, ma che già fa, sono vigliacco senza nome scuro, chiudo la caccia e chiudo ma voglio bene, facendo guerra a chi già mi appartiene. Dedicata a Gemelli. Io non giocherò in tutto sti cucini, come sai di, però no, mi fa piacere sì. Quando ti guardo, quando ti parlo, è tutta verità che mi fai sapere. Non ti voglio e mi mette paura, che sto occhio lucente so sangue in me. Ti cerco e con 1000 pensieri ti manca cercare, tremare per te. Paura, se tu che mi fai mettere paura, scegliendomi di sonno non volena, ma se fa più plena, si stai lontana da me. No, non ti voglio e mi mette paura, e io muoio d'amore, e io muoio. Fermo maestro. A te. Grazie. Direi che mi posso accomodare, vero? Mamma mia che brani. Fabri, mamma mia. Adesso facciamo
Adesso Vorrebbe un pochettino d'acqua, di acqua, però sì, bene. adesso la facciamo arrivare, non ti preoccupare. Mentre andiamo a leggere Facebook, penseranno di andare a prendere un pochino di acqua. Grazie. Questa è sempre l'emozione, che quando Sì, c'è questa emozione così può succedere anche questo. Comunque, bravo, hai scelto altri 2 brani bellissimi. Formidabili. Paura che di solito quando viene cantata da un uomo, perché di solito la scelgono le donne questa canzone, perché è molto alta. Lo so. La scelgono le donne e sentirla cantare da una voce maschile è ancora più bella e ti trasmette tanto. Bravo Fabrizio, lo dirò sempre che hai una voce spettacolare. Grazie. E ti devi far vedere più spesso. E che cavolo. Alessio, a sto Vaglioncello, diamoci una smossa perché merita. E io lo dico sempre di seguire a Fabrizio. Anzi Fabri, prima di andare a fare i saluti, ricordiamo i contatti, come raggiungerti. A parte il manager, il numero di Alessio stanno nelle tue pagine, giusto? Quindi c'è Facebook, Instagram e TikTok, dove siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Fabrizio Russo su TikTok. Fabrizio Russo 260. Perfetto. E lì su Instagram. Ma tu mi credi che non mi ruoto, è nuovo. Bene Fabrizio, ce Comunque la faremo. poi ve lo dirò in seguito. Ce lo faremo con Fabrizio. Comunque lì ci stanno tutti i contatti. Scrivete Fabrizio Russo che ci si riesce. Sonny, dammi. Aspetta, adesso lo facciamo. Sì. Dammi un'inquadratura di primo piano alla sottoscritta. No? Andiamo su Facebook? Ok. Allora, nel frattempo inquadriamo le mani del maestro Tuccio che ci accompagna con la sua musica, il maestro Tuccio che è sempre fantastico. Ok, abbiamo Facebook, quindi iniziamo a fare qualche salutino. Carla Guerra che ci dà la buona serata, Salvatore dell'Albani, salutiamo anche lui, Emanuele Mitraglia, buonasera anche Emanuele. a te, Carla Guerra Bacini, Lucia Zaccagnino, c'è anche Giuseppe Traina che vuole salutare Lucia. E poi Cirino Romano che ci dà la buona serata, e Rosa che ti fa i complimenti per la canzone che hai scelto. Grazie. Poi Carla che ci segue da Salerno, Sara che dice bella Italia. Da dove sei Sara? Da dove ci segui Sara? Bella la musica dei nostri artisti. Poi c'è Giuseppe che ci dà la buona serata, Roberta che vuole che salutiamo il cognato Sebastiano Mazzocca, lo salutiamo. Ciao Sebbi, un bacio. E poi Sara che dice continua così, perfetto. Grazie. Loredana salutiamo anche lei. E poi c'è Tina che dice sei brevissimo, buona serata da Salvatore da Napoli, c'era scritto? Sonny me l'ha tolto. Sonny, perché l'hai tolto? Sembra che c'era scritto da Napoli. Comunque, grazie, da Caltanissetta, ok. Salutiamo tutta la Sicilia che ci guarda e salutiamo anche tutta Italia e non solo. Scriveteci anche da dove ci guardate e da dove ci seguite, così possiamo fare un saluto ancora più speciale. Ti sei rinfrescato? Col maestro Tuccio ti vedevo che colloquiavi. Stavamo dicendo quale canzone fare. Stavate scegliendo la prossima canzone da andare a presentare. Quale avete scelto? Vediamo un attimino quale con Fabrizio questa sera con il maestro Tuccio hanno scelto, anche perché ve l'ho detto, abbiamo 60 minuti, quindi tanto da cantare, tanto da presentare. Questa sera, tra l'altro, Fabrizio in anteprima ci farà ascoltare il nuovo brano. Oh, un milkshake, quindi hanno scelto proprio un insieme di brani. Però 2 sono, non sono 3. Ok, facciamo un ambo? Sì, un ambo. Un ambo? Un ambo. Il tris lo facciamo la prossima volta. Dopo, ma ancora abbiamo tanto tempo, la prossima puntata. Insomma, abbiamo tanto... Un ambo. Va bene. Un altro ambo. Un altro ambo. Anche qui un ambo Sommati, di cantanti oppure... sì, quello sì, a quello di prima sì. No, dico, ma stesso cantante o hai fatto anche in questo caso cantanti diversi? Stesso cantante. Stesso cantante. Mio. Io Ho capito già di chi sta parlando. È tutto lui. Andiamo! Sappiamo che è peccato, faccio tornare a passare, perché si stiamo insieme, torniamo a già picciocare. Giuro che l'ora di ma notte, e poi non torno a giocare, ma sono solamente cucina, perché non ti saccio di ma sono ancora innamorate, e che ci posso fare? Ci ho provato tutti i giorni, ma non ti saccio di ferma sto tempo qui in mano, senza un vecchio cammina, perché sto cuore malato, niente ormai più posso dare. Mi manca quest'amore, mi manca questa voce, mi manca le notti a favore con te, mi manca le mani, mi manca le scuse, mi manca il respiro lontano da te.
baciamo, guardiamo e spugliamo e poi facciamo amore. Lontana noi, mai un minuto. Tutte le volte che noi ci incontriamo sti cose. Voglio a te, pure quando sei troppo geloso. Tu mi fai morire, si può pace di viento nascosta. Insieme a te, si fa luce pure quando è scuro. Tu per me, si ne breve che non passa mai. Ma come si ferma, si ne guarda, ma l'amore sempre più. Tu voglia mia, soltanto mia, troppe te nessuno più. Ma come si a guerra così che in suona sempre campo. Amo dormentamento, notte e giorni e non ti saccio più fermare. La vita mia, e migliato pure la vita mia. Amore e poesia, non ti facesse una pazzia. Anima mia, come danno sempre solo Dio. Tu sei il cuore mio, tu non sai che si con voce mia. Oh. Grazie. Quanti siamo in diretta, Alessio? Questa Ce n'è persone in diretta? Questa canzone di solito la facevamo con la base, sentirla Sì. con il maestro è ancora più bella. Certamente. Perché ogni volta il tono, io lo dirò sempre, quando si canta con il maestro, il tono, il modo di cantare, di presentare un brano è sempre diverso, non corrisponde mai, tutto dipende dalle emozioni che si stanno vivendo e anche questa sera Fabrizio ci ha regalato veramente tante emozioni. Salutiamo anche chi è in diretta perché... Salutiamo le persone che ci stanno seguendo. Fabrizio, Mando un bacio, un forte abbraccio. no, perché possibilmente qualcuno si è collegato adesso e dice quanti sono in diretta? No, Non lo so quanti sono in noi diretta. no, è relativo a TikTok, perché noi ovviamente non vediamo la diretta in TV, vediamo sulla pagina, ci riferiamo a quello. Certamente. Quindi salutiamo proprio tutti. Questa canzone adesso quando è che era uscita che non mi ricordo Come sia più? guerra? Sì. Nel 2019. Nel 2019 sono passati 3 anni Sì. ed è sempre bella. Anche perché quel ritmo, capito? È caliente. E poi quando si parla d'amore, no? Che un uomo comunque apprezza Ovvio. la donna, è sempre un tema È attuale. una canzone che rispecchia sia l'uomo che la donna. Che la donna, ovviamente. bravissima. Io me la E tutte le interpreto. coppie che ci sono nel mondo. Io me la interpreto Varia. alla versione maschile e tu te la interpreti alla versione Va femminile, bene. ognuno nel Va bene. proprio essere. Dobbiamo fare un salutone, se non sbaglio. Salutiamo Sì, Marcello Rapisarda, volevo salutare prima che lo dimenticavo. Certo, lo salutiamo, un bacio. Saluto Valentina. Il E piccolo saluto il piccolo Mattia, che gli mando un bacio. Il piccolo che è già grande. Già è grande. Io ho visto è tanto. Sì, è cresciuto gigantesco. tantissimo. Ah sì, gigantesco. È gigante. Salutiamo il piccolo Mattia, questo ometto che sai che me l'hanno portato qua. Sai cosa gli hanno combinato? Gli hanno No. fatto la tutina con la scritta Bella Radio. L'hanno Bellissimo. portato qua con la tutina bianca e lo stemma di Bella Radio. Bellissimo. Bellissimo. Un bacio a tutta la famiglia di Marcello. Per questo vedo ogni volta che Marcello pubblica su WhatsApp la storia con Mattia con quel completo. con quella magliettina. Adesso so la verità, vedi? Un amore. Siamo anche live sul TikTok di Bella. Vedi? Quindi Ti ha abbiamo invogliato, Sonia. Ecco. Allora, salutiamo tutti coloro che sono collegati forte. sul TikTok di Bella Radio. Una buona serata anche a voi, rimanete con noi perché oggi abbiamo Fabrizio Russo che ci sta allietando con la sua musica, ma soprattutto Grazie con la sua sempre. voce meravigliosa, tutto live accompagnato dal maestro Tuccio. Dal maestro Tuccio. Questa sera, tra l'altro, ci sarà questa sorpresa in anteprima. Sì. La presentiamo adesso o tra un pochino? No, prima faccio questa canzone che già abbiamo Scelto, riservato. ok. E dopo facciamo. E dopo ne parliamo, va bene. È un altro brano tuo che sei andato a scegliere, Sì. giusto? No, questa qua no. No, questa volta no. Questa qua è un altro brano Vediamo cosa ci così, regala. amorevole. Decore, quando Decore. lui si sente ispirato. Si Ma sente io se non ispirato canto l'amore sono finito. tutti siamo No, a cantare finiti. sempre Fabrizio. pensiero, finito. Anche no. Oh no. Continuiamo. Questa è bella, Mary.
che il tuo sorriso lo tengo in tocco, e insieme a te ho trovato l'amore. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, ma dice cari tuo cuore insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento su come senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ma non senti da l'aria un come sta bene. Ma stai bene? Eh sì. E non mi fai malonore, io stai da benezza, ma consuma e lontana, ma questo cuore, che non te ne voglio bene. Da quando ho ricevuto la tua lettera, dove mi fai capire che sei sola, le tue parole parlano d'amore, ma dice cari tuo cuore insieme a me. Da quando ho ricevuto la tua lettera, vorrei amore esserti vicino e dirti che ti voglio tanto bene, e che mi sento solo senza te. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Fai capire che sei sola, sogni, ti amo, ti amo. Grazie. Ti amo. Solo amore. I brividi questa sera. Grazie. Fabrizio ci sta veramente deliziando. Che voce che tiene quando Parte il midollo. parte il suo acuto, il suo momento. Mamma mia, ti arriva in testa. Bravo, Grazie. bravo, bravo. Io sono estasiata quando ti sento cantare. Nel frattempo, ragazzi, adesso continuate a rimanere con noi, perché so che vi mancavano le serate insieme. Questa cosa la so per certo perché me l'avevano chiesto, e quindi sicuramente sono tutti rilassati. Adesso faremo un bel Posso regalo. dire una cosa Certo. che forse tu non ricordi? 2 anni fa, no, 2 anni fa no, forse l'anno scorso, tu hai presentato una serata in Villa dei Sogni. Sì. Ed io sono L'anno stato scorso là. quando già c'era il Covid? Sì. No, era finito tipo che C'era potevamo iniziare stato un po'. a vivere nuovamente Sì, insieme. ci siamo ritrovati. Sì. Dopo tanto tempo, giusto con Mary Melane. Ma scusami, Giusto. ma se non presenta Mary Milani, mo dimmi tu, scusami. Giusto. Sonny, ci vuoi dire qualche cosa? Anzi, per qualsiasi serata chiamate la Mary Milani, giusto Alessio? Certamente. Ecco. Sempre. Numero 1 delle presentatrici. Ammettilo che sei felice quando ci sono io. Ovvio. Ammettilo che sei Ovvio. contento quando ci Sei sono in gambissima. io. Anche tu lo sei. Infatti Grazie. per questo dico sempre che mi dispiace quando non ti fai vedere, non ti fai sentire. Ma questa sera in occasione, vedi, mi aprono Facebook quando io non lo chiedo e poi me lo Fai in primo piano, va, quando me lo Sonny, chiedono. fai in primo piano. Vediamo, ecco, così lui nel frattempo metti Facebook, metti la pagina di Facebook. Ecco, vai. Ecco, vai. Io vado a continuare a fare i salutini. Stavamo dicendo, allora, Carla da Salerno, vai sotto che già qui l'avevamo letto. Sara, buonasera a tutti, un saluto per Sebastiano Mazzocca. Poi scendi, sei bravissimo, complimenti da Salvatore Emilia da Caltanissetta.
Poi saluti la mia mamma da Marsala, lei è Silvana. Poi c'è Giuseppe Pio che dice sono di Caltanissetta ma lavoro a Forlì, quindi ci sta seguendo da Forlì. Un bacio a tutta Forlì, che bella. Silvana che saluta la mamma Vicenza. Poi c'è Giusy Boncaldo che ci saluta, ci manda i cuoricini. Giuseppe Traina che dà l'ok. Jessica Meri Milani, una bella canzone d'amore per il mio amore Melo Scalia, dalla sua Jessica. Ok, adesso devi fare una bella dedica. Poi c'è Roberta che ci segue da Trapani, no scusatemi, da Parma, e dice: la mia amata Catania. Roberta, ti stiamo portando in Sicilia con la musica del nostro Fabrizio, una bellissima cosa. Salutiamo comunque tutta Parma. Salutiamo tutta Parma. Poi un saluto, scendi o sali, perché me l'hai messo al cognato Sebastiano Mazzocca dalla cognata. E poi lasci il cuore, hai una voce da sogno, dice Grazie. Sara. Grazie. Il tuo è un commento da sogno. È bellissima questa cosa perché è vero. Poi chi dice bella canzone, Giovanni che ci saluta. Ora c'è dall'Austria, ci stanno seguendo Michele Salutiamo Gaetano Zitello. Lo salutiamo. Un bacio, è qua con noi tra l'altro. E lo salutiamo assolutamente. Michele che ci segue da Bregenz, Austria. Un Salutiamo bacio. Michele, Bella questa cosa. Poi per Sebastiano Mazzocca c'è anche la Sebastiano ragazza. Mazzocca dalla sua principessa. E poi Andrea Galì che dice: buonasera a tutti, Fabrizio sei forte, continua così. Grazie a tutti. È bellissima questa cosa perché con Facebook e con l'applicazione riusciamo ad arrivare in tutto il mondo. Sì. Quindi ci stanno seguendo da Parma, dall'Austria. Scaricate l'app nel vostro telefono, direttamente nella vostra televisione, così ci potete seguire anche da Hong Kong. Sì. Anche un poco fuori però. Perché? Non ci possono seguire da Hong Kong? Oppure dai paesi baltici? Che sono i paesi baltici? Stavi dicendo Paesi Bassi, Sì, quindi i Paesi Baltici. Baltici, è uscito Va così. bene. Allora, in occasione della serata, adesso è arrivato il momento. Sì, la facciamo maestro, quella la facciamo dopo. Aspetta, nuova o no? Certo, la nuova. La nuova. Facciamo la nuova, me l'ero dimenticato. Facciamo adesso la nuova. Sì. Canzone che ancora deve uscire, Fabrizio, in occasione della serata. Dici tu il titolo, vediamo se te lo Aspetta, ricordi. mo lo dico, prima dobbiamo scambiare due parole su questo. Stai italiano, non ti sento il titolo. Besame not vota. No. Not vote. Besame. Trop bien. Otra bien. vez. Ah, otra vez. Madonna. No, talmente. Non mi prendete in giro. Oh, io te la dico in siciliano. Bassimi un'altra volta, bello. Andiamo. Dai, che dopo poi mi racconti tutto. Va bene. Senti che bomba. Vuoi stare qua a ballare? Dimmi ancora cosa c'è, forse non capisci che è impossibile per me starti lontano. Non sai quanto ti vorrei, per te giuro impazzirei. Voglio solamente a terra, fossi in mare. Non lasciarmi qui dai resta, che la notte è ancora lunga. Solo un'ora non mi va. Una voglia matta di ballare, stanotte con te. Mentre labbra salate dal mare, ti voglio per me. Svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame otra vez. Quando mi guardi sai vado in para, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente ti porta alle stelle con me. Dai 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 dai, dai dai. Di te ti voglio stringere, balla ancora per me, sono pazzo di te, giuro che già sei entrata nel cuore. Che mi fai non me lo so spiegare, questa voglia di te che fa parte di me, mi tormenta la testa, mi fa perdere quando a volte mi parli d'amore. Giuro che non mi fai ragionare. Ho la voglia matta di ballare, stanotte con te, mentre labbra salate dal mare, ti voglio per me. Svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame otra vez. Quando mi guardi sai vado in para, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente mi porta alle stelle con te. Dai, 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 dai. Quando c'è il
sole non importa se un carattere particolare, bésame otra vez. Quando mi guardi sai ma tu mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera, le tue mani sulla mia schiena, siento il corazón como suena, un ritmo caliente mi porta alle stelle con te. Na, 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 na. Uè, ti piace? Ma ci hai fatto scatenare, Fabri, è pazzesca. bellissima questa canzone. Salutiamo Emanuele Marcellino, Mamma mia, che bomba! l'autore. Lo salutiamo, cioè avevo capito. Avete creato. Speriamo che ho fatto ballare qualcuno che è triste momentaneamente. Così si rallegra un po'. Ma io credo che non sia triste dall'inizio della puntata, perché con la tua musica si sta bene, Grazie. fai rallegrare il cuore. Ma devo dire che avete scelto un brano bellissimo. Ti piace? Molto bello, perché questo tocco di spensieratezza. Alessio, lo dobbiamo prendere. Sì, cosa? Il brano è fu. Vabbè, ma per forza lo dovevate Bellissimo. prendere, anche perché stavo dicendo finalmente tra lockdown che è finito, Sì. giusto? Speriamo che non torna più, perché abbiamo l'ansia di questa cosa. Estate che arriva, vai, avviciniamo. basta. Estate che arriva, o ci vuole un brano che esplode e ci fa star bene, ci fa sorridere, ci fa cantare, o ci vuole un brano che esplode, ci fa star bene, ci fa sorridere, ci fa cantare. E hai scelto un bellissimo brano. Bravi, Posso dire brave. una cosa? Sì. Come le immagini il video di questa canzone? Ma io questo me lo immagino proprio nella spiaggia con tipo il tramonto, tutti che ballano e si divertono e riprendono in mano la propria vita che ci è stata rubata. Esattamente. Lo vedo così. Come lo vedo io. Perché Dico che sei in gamba. no, ma lo sai perché è così? Perché è proprio la voglia di ritornare a vivere. Sì. Che c'è stata un po' chiusa, no? Sì. C'è stato tolto, quindi deve essere un'esplosione di vita, proprio deve rappresentare la voglia di tornare a vivere e di È godersela. un'esplosione d'amore soprattutto. Anche amore, poi è quella che ci fa vivere. Ovvio. Se tu ci fai caso, tutto gira intorno sempre Se all'amore. non c'è l'amore, non vivi. c'è niente. Senti, Non ma ridi, tu, non scherzi, non tu fai niente. stasera qua mi stai parlando troppo di amore. Ma che è? C'è qualcosa che dobbiamo sapere? No, non mi ha C'è niente. qualche cuoricino che fa boom boom? Non voglio sapere niente. Sì, tu non mi racconti giusta. Qualcosa sta nascendo. No, non sta nascendo niente. 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 Non ci sta niente. Niente. Ah, Tu boh. dico in napolitano allora. Se Va. lo dice lui, mo. Pinocchio. Pinocchietto. No, non c'è niente, veramente. Va bene, però insomma è bello, perché Anzi. significa che sei un sognatore romantico. Questo. Sogniamo, sì, sogniamo tutti. Sempre. È come dire senza sogni si muore, no? Esatto. Si deve sognare sempre nella vita. Bravo. Senti, ma ritornando al brano, quando si Sì. fa sto video? La facciamo uscire entro il fine giugno? Penso che fine mese lo dobbiamo fare. Ma io dico, sarà pronta a fine giugno massimo, no? Perché poi Penso arriva di sì, luglio, sì. agosto, Sì, cioè sì. penso di sì. Besame Otra verso. lo dovevo dire io, me l'hai tolto dalla bocca, lo stavo dicendo, me l'ero ricordato. Dillo, te lo dimentichi. Besame o traverso. Aspetta, io ci vuole che sento otra verso. Tutto bien, non ti preoccupare, bene, tutto tutto bien. bene è un'altra traverso. cosa, però Ma vabbè. talmente volte lo stiamo ripetendo che loro se lo memorizzano. È certamente. tutta una tattica, capisce niente questo. Quindi lei lo fa apposta, capito? Sì, lo faccio apposta. Signori con Milan ne ho primo posto e sogno molto. Io so tifo per Non è al l'Inter. primo posto. Ieri il Milan, scusami, No, il Milan ha vinto. ieri il Milan ha vinto, l'Inter ha vinto. Sì, ma Milan sembra primo posto però è. No, O perché a Milan? quest'ora si era No, portata sembra allo primo posto. scudetto. No, Si vince l'ultima ieri sera. giornata se ne parla. A quest'ora ieri si festeggiava se l'Inter perdeva o pareggiava. Certamente. Invece, siccome l'Inter ha vinto, Se ne parla l'ottima giornata. Esatto. Ma per chi tifi? nessuna delle due. Ah, Io sono No, avriato io. sono Il sinterista catanese. come sta parlando. No, catanese forever, simpatizzante juventina. Sonny, a 7 te tocca per favore, non desiderare. Ma sai che Ritiro tutto quello che ho detto. E papà è interista. Vedi, Franco, Ecco, lui è tu puoi venire se interista. vuoi, eh. Capito? Mi sembrava che eri milanista tu No, comunque. Allora, basta, non facciamo. Sei tu milanista, lei è milanista, vabbè, va. Qua Infatti, vedi. Maestro, deve fregare una mazza. Zero. Il maestro è il numero uno, può suonare tutta la vita, non ce ne frega niente. È con noi. Niente. Uno di noi, maestro, uno di noi. Andiamo maestro, sorridiamo un po', balliamo ancora. Assolutamente. Cosa hai scelto? No, non lo dire, va, balliamo e cantiamo direttamente. Come va per te? Tutto ok, tutto ok.
sono rimasto da solo, senza un poco d'affetto. Sono pure in affitto e non pagano i piso, chissà come fornisce. Pure cane capito, e perciò se ne chiude. Non mangiava e beveva, se era quasi esaurito, a sta insieme con me. È arrivata a bolletto e non lanciava mai. Giusto ghiaccio in frigo che è tutto squagliato, chissà poi perché. Pure vicino a casa si ci bussano un ramo, anzi aspetta un momento che già a fine viso mi speranzo di casa. Una donna ce l'ho, anzi io ce l'avevo, ma non l'avevano messo, ma se mi sono donato con l'amico io caro. Ma non mi porto niente, siamo contro salute, sare un poco dicono, siamo contro la strada e non dico niente. O sbattisse forte e faccio amore, mentre mi dirà già come va. Primo sputo faccio buono, faccio un sorriso, dico si fa tutto bene, ma perché mo di manata forse siete preoccupati che non mi si manca, lo faccio anch'io. Come va? Tutto ok, tutto ok. Come va? Tutto ok, tutto ok. Hanno offerto lavoro, dovrei andare a Milano. Un amico mio caro si è così interessato, che carino che sta, ma non mi importa niente, siamo contro salute, sare un poco dicono, siamo contro la strada e non dico niente. O sbattisse forte e faccio amore, abbiamo ripetuto, mentre mi dirà già come va. Primo sputo in faccia, poi le faccio un sorriso, dico si va tutto bene. Ma perché mo di manato non siete preoccupati che non mi si manca, lo faccio anch'io. Maestro piano, come va? Tutto ok, tutto ok. Come va? Tutto ok, tutto ok. Per me va tutto ok, per te come va? Io credo che la musica sia anche spettacolo. Esattamente, noi abbiamo ripetuto. E tu riesci a fare lo spettacolo molto bene. Grazie. Complimenti, sono rimasto un po'. Siccome il finale l'ho fatto veloce, quindi non ho fatto comprendere al maestro quello che dovevo, quindi ho detto faccio nuovamente E la stessa questo cosa. si chiama spettacolo. Grazie. Complimenti, quando si improvvisa in questo modo e si presenta uno spettacolo del genere, ripeto a dire, non è da tutti. Certo che Grazie. c'è stata quella parte tutto Quella è fatta apposta. che non Vuoi sentire così senza sì, musica? senza musica. Vediamo, scusa, aspetta, una già. O sbattisse forte e faccio amore, mentre mi dirà già come va. Primo quando faccio buono, faccio un sorriso, dico si va tutto bene, ma perché mo di manato vuol dire ora l'ho fatto bene. Ora l'hai fatto benissimo. E la lingua non è, come lo diciamo in siciliano, impinta. Completamente. Impinta. Non è impinta. No, però Fantastico. stiamo scherzando. Ovviamente, adesso sì, complimenti sempre Grazie. Fabrizio. Altro brano che hai scelto, ma come fai a scegliere i brani? Cioè, spiegami questa cosa, perché sono brani un attimino importanti. Io sono un amante Cioè, di tutte le musiche, questo lo so. specialmente. Poi dopo sono realmente innamorato di queste canzoni che sto cantando e che dica cantai prima. Sì. Quindi se le faccio un motivo ci deve essere, non lo faccio solamente perché è una canzone o perché devo riempire l'oretta su Bella Radio. No, lo so questo, però la mia domanda era un'altra. Dico, come fai a scegliere queste canzoni? Perché siccome so che sei un amante proprio della musica, che te la vivi a 360 gradi, andare a fare una scaletta e scegliere un tot di brani ti risulta secondo me difficile, perché da buon amante di musica ci sono tantissimi brani. No, guarda, Quindi con l'amore verso la musica si arrivano a fare le scalette così senza pensarci. e questo, volevo capire proprio questo, ti vengono automatiche? Sì. Ti capita mai, tipo adesso che Sì. siamo in serata insieme, di improvvisare, cambiare e dire questa non la voglio fare quest'altra? Certamente, maestro, puoi dare conferma tu?
Cosa hai cambiato? Stasera ne è cambiata qualcuna rispetto alla scaletta che aveva Forse dentro? qualche 2, 3. Ah, va bene, ok. Vedi, quando io dico che tutto si vive con le emozioni di quando si canta, ti porterò anche a questo, a cambiare la musica. Da una cosa te ne vai ad un'altra. Lui nel frattempo continua a chiacchierare con il maestro per la scelta del prossimo brano. Io vi dico che a breve ci sarà l'uscita del brano che abbiamo presentato stasera e vediamo se dopo in chiusura ce lo regalo un'altra volta, perché una volta fa bene ma 2 sono sempre poche, quindi dopo eventualmente ce la faremo ricantare e riascoltare per chi se la fosse persa. A tal proposito ricordo che mercoledì sera ci sarà la replica della puntata, non ve lo dimenticate perché questa è da rivedere e da rivivere. Avete scelto? Sì. Vediamo un po', sono curiosa di capire cosa hanno scelto. Giocano anche Sosa. Chi scemo io a giocare come quando farei cattivo io e mo l'indifferenza tua mi passa male. Chi scemo io, se ti ho perduta la colpa non è stata tua, amore, la colpa è mia. Chi ti vedevo l'italiana che sposa mia, chi scemo io, a giocare non ti voglio e ti penso. Te ne caccia ritorna, se l'immagine che non mi fa più cambiare. Stringe pugno non chiagna, faccia guerra con tempo, ma consumo ogni giorno. Vivete sulla me, accerella non te non te la seri di mano, non me la fa più niente, voglio morire per te, sto campando sulle ricordi, e ricordi sei tu. Acchiappa te sulla nostra spiaggia, sei tu, c'è sta solo mare che si fa più blu, soffre pure lui, perché manca tu, ti amo, pure l'ombrellone, io non l'affitto con più, e perdono ora, perché manca tu, c'è pure la barista, passeremo tu e io caffè e non si fa la pace, che non stai insieme a me. Fa sorridere, ma delle volte fa anche piangere, vero? Sì. Altri 2 brani bellissimi. Grazie. Tu sei amante del melodico a 360 gradi, lo dico sempre. Direi di sì. Perché si vede anche dalle scelte che fai musicalmente parlando quando scegli un brano. Sei proprio un amante tu della musica napoletana classica, vera. Che, ora abbiamo unito Non ti voglio tu penso con sulla nostra spiaggia. E questa idea da dove nasce? Così? Da me, maestro.
così, momentanea, sì, così. ti vengono così, in base alle note, le accoppiate, Ho magari... unito due canzoni che si rassomigliano in un certo modo. Sì, musicalmente che c'è sempre quella nota che permette di farle A entrare. parte questo si rassomigliano sul contenuto. E infatti ho detto questo, c'è sempre l'amore che fa sorridere e l'amore che fa piangere. Certamente. È l'amore che fa sorridere, noi vogliamo. No, dicevo, lui è molto amante della musica napoletana vera, però ovviamente in base ai tempi bisogna anche adattarsi al genere musicale. Da buon amante di musica napoletana riesce anche ad essere un amante di musica napoletana che ci fa ballare. Sì. Anche quello. Tutto. Ce l'abbiamo tutte, non ci manca niente nel nostro archivio musicale. Sì. Tu sei amante di Gianni Vezzosi. Sempre, guarda. È lui. Va in primo piano. Ma come te lo faccio io da È primo piano, Sonny. primo piano, aspetta che adesso arriva. Qua c'è scritto Gianni Vezzosi, che saluta immensamente lui e tutta la sua famiglia. Vero, qui, è proprio scritto qui. Mettiti Ci così. sta andando veramente? Sì, ci sta andando. Qua, Gianni Vezzosi. È proprio aspetta, eccolo qua. Lui pensava che io lo cancellavo, ma io mi chiamo Fabrizio. Tu sei cresciuto con la sua musica, vuoi molto bene a Gianni. Certo. Anche perché chi non lo vuole bene è un ragazzo che si fa voler bene, e quando secondo me nella vita si fa un tatuaggio che ha un valore importante non si può andare a cancellare. Secondo me, per me non è un bene solo per la persona o per l'artista singolarmente o l'uno o l'altra. Anche gli è tutto insegnamenti, certo, anche gli insegnamenti musicali, perché comunque tu sei cresciuto con la sua certo. musica, ed è una cosa bella. Sì. È una cosa bella questa. Mai tutti abbiamo un idolo nella vita, no? È Per me normale. lui. Ed è giusto. Non ci posso fare niente. Dico che nella vita non bisogna mai cancellare una parte del proprio essere. Esatto. E questa è una parte della tua vita, e quindi ci deve essere sempre. Ci Ed è conviviamo. giusto che ci deve essere sempre. Certo. Ovunque vado esplodono le sue canzoni. No, che dici? No, non si era notato. Che dici? Ne hai scelto un'altra sua? Ne abbiamo fatte forse 3-4. Infatti, quindi io voglio chiudere dopo, adesso Sì. te ne scegli un'altra con il maestro, però se tu mi dai l'ok, io dopo voglio andare a chiudere nuovamente con la nuova canzone, se sei d'accordo. Va bene. Nada Sì. volta, Besame otra vez. Ci piaceva. L'ho detta giusta? Sì. Acchiappa, te l'avevo detto. Allora lei vuole chiudere con la canzone nuova, te lo dico io il perché. Perché dava a dire un titolo, perché a me si ricordava. No, aspetta, questo l'avrei detto a prescindere prima di salutare. Scherzi, Lo so che scherzi, però mi devo sempre cadere in punta In con i piedi. piedi come i gatti. Il maestro è partito con qualcosa di abbastanza ritmato. Che avete scelto? Vediamo cosa ci... Fabrizio Russo! Ci appicciamo quasi tutte le sere, pure se ci volimmo non sai bene, facciamo guerra pure che pensiero, però ci amiamo. Non so buono se tu si rimane, o si rimane, non stanno lontano, appiccia ancora una sigaretta, parlando noi. Sai per me tu sei l'aria da respiro, cancelli giorno quando non mi stai vicino, non mi sono sentito mai così desiderato, tu mi hai voluto pure quando ci sbagliato, ti dico scusa se io t'ho trascurato, forse st'amore te non l'ho meritato, tu sei perfetto, sai son io che l'hai sbagliato, capo che emozioni in basta amore a regalare. A te che sta canzone sperando che ti piglio bene il tuo cuore, tu sai per me tu sei stato sempre l'unico amore, mi hai fatto vivere speranza, ma posso dirmi allora che mi morì, però ti prego amore non ci appiccicarmi più. O sei per me, tu sei l'aria che respira, cancelli giorno quando non mi stai vicino, non mi sono sentito mai così desiderato, tu mi hai voluto pure quando ci sbagliato, non dico scusa se io t'ho trascurato, forse st'amore
tu non l'hai meritato. Tu sei perfetto, sai sono io che l'ho sbagliato. Cavo che emozioni da Samona regalato. Grazie a tutte le persone che mi hanno commentato in maniera bellissima. Tutti. Ringraziamo sempre, come sempre, il maestro che è il numero uno, non ce n'è. Lui è il maestro Tuccio Calogero. Ringraziamo il mio manager Alessio Ventaloro, io lo voglio bene, un bene dell'anima. Anche lui te ne vuole. Ringraziamo Franco pure che è lì dietro. Con Sì, Sonny. lui sta lì, messo lì. Allora, senti, prima di salutare. Si occupa di noi. Ecco, prima di salutare. Chiudiamo con la canzone. Ho fatto dei nuova. saluti per. Ce l'abbiamo un'altra canzone prima di chiudere e poi dopo chiudiamo con la canzone Un'altra nuova. canzone? Cosa abbiamo? Un'altra e poi io questa sera lo sto facendo cantare un po' di più. Non mi importa, quando si è bravi si è bravi. E poi dopo facciamo i saluti e chiudiamo con l'ultima canzone che l'ho deciso io, chiuderemo con la canzone nuova. C'è Alessio che forse ha una richiesta, Fabrizio? C'è Alessio che forse ha una richiesta. No, ha cambiato. Già l'ha scelta la canzone. Lui voleva un brano, glielo facciamo la prossima puntata a Fabrizio, ad Alessio il brano. Fabrizio ha scelto. Allora, io non maruotto la canzone, però se maruotto la canto prima ancora che mette la canzone quella là, va bene? Ecco, te la fa così. Cosa avete scelto? ok, Allora, non diciamo qual era l'artista che aveva scelto Alessio, però io ho capito cosa ha scelto Fabrizio. Sì, cosa? Pezzosico un attimo. Ho sbagliato? Lo sentiste lo mai? Sì, lo so, l'ho sentito. 10 attimi. Rimette. Ho preso un sacco di cotte che al massimo un mese duravano. Erano storie banali che subito poi si cancellano. Non conoscevo le frasi d'amore nascoste nell'anima e non pensavo mai di stare male anch'io. Come mi batte il cuore quando fai l'amore senza far rumore. Mi manca un po' il respiro, muori di piacere, ma son solo attimi. Come mi piace di stringermi a te, vorrei restare la notte con te. È bello far l'amore con le tue parole quasi indecifrabili. Ho voglia di gridare e di spaccare il mare, ma son solo attimi. Si è fatto tardi, fra un po' andiamo via, ma come ci stiamo pure. Senza me, quando cammini ti prego non farti guardare, rimasco lì. Solo pensiero che vado succede, fa male che intanto l'anima. Tu sei qualcosa di molto speciale, io lo so, faccio ridere. Mi sembra una pazzia, ma è solo gelosia. Come mi batte il cuore quando fai l'amore senza parole. Mi manca un po' di respiro, muori di piacere, ma son solo attimi. Si è fatto tardi, fra un po' andiamo via, e ma come ci stavamo a morire. Sto male senza te, sto troppo male, ci torno male, sto troppo male. Mo ti voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, Mary. Sono troppo male. Allora, l'ho preso alla sprovvista, ma non si può fare. Aprite Aprite il microfono. Come Mary. vi permettete
Metti a tenermi il microfono. Allora, prima abbiamo preso la scossa. Non ti preoccupare. Prima ho sbagliato io, cioè in un certo senso. In quella canzone ti ricordi che l'ho rifatta nuovamente, poi il finale l'abbiamo fatto lento? Sì. Ora l'ho presa alla sprovvista per vedere se sbagliava lui. Mai, non può sbagliare mai. Il maestro, te lo sogni, nemmeno nel sogno più sognoso del mondo riuscirà a sbagliare il maestro Tuccio. E allora, tu la prossima me la sono ricordata, lo sai fare qua? Sì. Però ti devi stare qua, tu non me la fare video. Cioè me ne ha fatto 37. Ho capito, ma a casa ti devono pur vedere bene, scusami, se non ci fossi da lontano, io. Ci potete guardare da lontano per 30 secondi? Sì, vediamo. Qual è che voleva Alessio? Io l'ho capito chi era, vediamo. Se ti fa contento. Ehi. Sì. Chiara, tu sai che ti amo, tu sei più bella, mi piaci tu. Respirandoti a tutto gas, ti amo di più. Chiara, è un tema d'amore, chiamare amore, la gente è gelosa, ma vincerò, sicuro perché c'era scritto sul maglione blu. Chiara, tu sei qualcosa di profondo, con quegli occhi da bambina, tu sei fantastica. Chiara, ti sbuccerei come una mela, io, tu e lui, auguri a te. 30 secondi, vedi? C'è voluto. Maestro è un mostro. Me l'hanno aperto. Oggi sì. li picchio. Un finale fantastico stasera. Ti è piaciuto? Bello, bello. Questa è una canzone di Franco Stago. Se non erro, sì. È uscita negli anni 90. O 80, non lo so. Anche questa non viene riproposta mai. E riproporla questa sera è stato bellissimo. Mi piace soprattutto la parte. Ti sbuccio come una mela. Ti sbuccerei come una mela. Ma in che senso? Fammi capire, ma in che senso? Lui la sbuccerebbe come una mela. L'ha già capito. Io, tu e lui. Auguri a te. Ecco. C'è tutto un insieme di cose. Un intreccio. Ecco, tra mele, allora, i tre e tanti auguri. Che questa canzone non è che è una canzone fatta così. Me l'ha detto il maestro l'altra volta, che io non che non lo sapevo, non mi ricordavo. No, tante canzoni sono ci sono. Tanti titoli di tante canzoni messe insieme. Non lo sapevo. Però, questa cosa. Fantastico. Vedi quante cose si imparano? Adesso il maestro l'ha insegnata a te e tu l'hai insegnata a me. Va bene, visto? Vedi? È tutta una catena. E qualcun altro che sicuramente non lo sapeva. Quanti siamo in diretta? Li saluto tutti quanti perché giustamente 50. Li salutiamo. Grazie a tutti che ci avete seguito pure nella mia diretta. E salutiamo anche la diretta TikTok di Bella, perché adesso le dirette le faremo anche nel TikTok di Bella. Ma ricordiamo un po' di cose. Adesso andremo a salutare con il nuovo brano che uscirà a breve. Questa sera Fabrizio l'ha voluto. Besame otra vez. Oh! Baciami ancora. Baciami ancora. Ancora deve uscire, ma questa sera in anteprima l'abbiamo presentato. La replica sarà mercoledì sera alle ore 22, quindi non ve la perdete. Abbiamo la puntata anche che verrà caricata sul nostro canale YouTube. C'è la pagina dedicata a Fabrizio, lì troverete tutte le sue puntate e ci sarà anche questa. Ringraziamo Alessio come sempre. Alessio Ventaloro. Voglio mangiare sempre con questa canzone. La voglio dedicare ad Alessio e sua moglie. Come se fosse la prima volta che si vedono e quando si sono innamorati. Che batte il cuore. Glielo dedichiamo assolutamente. Ringraziamo sempre lui, il maestro Tuccio, perché è un mostro. Senza di lui, lo dico sempre. Senza di lui non si va avanti. Non si canta. Ma il ringraziamento più bello lo facciamo a Fabrizio, sperando di ritrovarci ancora insieme. Grazie. Fabrizio Russo. Besame otra vez. Dimmi ancora cosa c'è, forse non capisci che è impossibile per me starti lontano. Non sai quanto ti vorrei, per te giuro impazzirei. Voglio solamente atterrarsi in mare. Non lasciarmi qui da resta, che la notte è ancora lunga, solo un'ora non mi mena. Una voglia matta di parlare,
tue labbra salate dal mare, ti voglio per me. Svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame otra vez. Quando mi guardi sai vado in para, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente ti porta alle stelle con me. Dai 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 dai, dai 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 dai. Dammi tutto di te, ti voglio stringere, balla ancora per me, sono pazzo di te, giuro che già sei entrata nel cuore, che mi fai non me lo so spiegare, questa voglia di te che fa parte di me, mi tormenta la testa, mi fa perdere quando a volte mi parli d'amore, giuro che non mi fai ragionare, ho la voglia matta di parlare, stanotte con te, le tue labbra salate dal mare, ti voglio per me, svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame otra vez. Quando mi guardi sai vado in para, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena, sento il corazon come suena, un ritmo caliente mi porta alle stelle con te. Dai 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 dai, dai 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 dai. Svegliamoci quando c'è il sole, non importa se ho un carattere particolare, pesame otra vez. Quando mi guardi sai vado in para, mi imbarazzi quanto la luna, c'è una festa dentro la playa, ma non mi importa niente, voglio soltanto stare insieme stasera. Le tue mani sulla mia schiena,